io ringrazio l'organizzazione di tutto questo, ovviamente di tutto quello che c'è dietro alle quinte. Perché questa candidatura? Semplicemente cerco di mettere a disposizione la mia esperienza di amministratore comunale. Sono stato prima assessore per 10 anni alle politiche sportive, ai servizi sociali e poi altri 10 anni da sindaco in una comunità di 13.500 abitanti alle porte di Padova. E proprio da qui nasce l'idea che la regione deve tornare nei territori. Lo si diceva bene stamattina, no? Bastavano 5 incontri per incontrare tutti gli amministratori del Polesine. Bene, come io ho la porta aperta, no? Per 13.000 abitanti tutti i giorni, credo che una regione possa tranquillamente dare ascolto ai rappresentanti delle nostre comunità, quindi ai sindaci, ai 500 sindaci e non solo agli amministratori in maggioranza, ma anche a tutte le minoranze, perché girando per i territori con i colleghi, con gli amministratori, con le minoranze, ci sono tantissime, ma veramente tantissimi amministratori che possono dare tanto a questa regione ed è con loro che è indispensabile creare, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista credo, una rete di amministratori locali che possano interagire in maniera molto più dinamica e veloce con la regione. Da una parte la regione che deve ascoltare, dall'altra gli amministratori che possono davvero essere, tra virgolette, gli sportelli, no? Delle nostre comunità. E la cosa che mi ha fatto orientare verso il Veneto che vogliamo è la modalità con la quale si è costruito il programma. È quella più semplice, quella che parte dal basso, quella dell'ascolto dei cittadini. Questo programma è stato costruito con innumerevoli riunioni nei diversi temi e quindi è un programma che nasce dal basso, non arriva dall'alto, e questi due elementi, un programma costruito dal basso e la rete di relazioni tra gli amministratori, possono essere le due fondamenta di un amministrare con Veneto che vogliamo in regione per il futuro. E come immagino questa campagna elettorale? È una campagna elettorale che non deve essere contro nessuno, perché è proprio, dobbiamo rivoluzionare, non siamo contro qualcosa o qualcuno, dobbiamo semplicemente raccontare una nuova visione del Veneto. E è indispensabile che noi non ci dobbiamo preoccupare di quello, l'ordine del giorno di noi che andiamo a proporci al governo del Veneto arriva da noi e non è un ordine del giorno succube di qualcun altro. Questa è la priorità, perché altrimenti sei sempre in secondo piano. E come lo immagino stamattina, credo che l'esempio più semplice sia proprio quello di un Veneto che agli occhi di tutti sembra questa bella foto, ma è una foto colorata che sta sbiadendo. È già stato detto 2 volte, lo dico per la 3ª volta perché questa cosa è proprio concreta. E qual è la mia preoccupazione? La mia preoccupazione è che i miei 3 figli, che oggi hanno 8, 6 e 2 anni, quando avranno 28, 26, 22 anni, quindi fra 20 anni, debbono scegliere loro cosa fare della loro vita. Sono molto preoccupato invece che quando avranno quell'età saranno obbligati, come già sta succedendo con questa immigrazione straordinaria di giovani veneti, che questa cosa si amplifichi ancora di più e che i miei figli non possano scegliere, che i nostri figli non possano scegliere. Invece il nostro dovere, ed è un dovere morale, sia per chi si candida, ma evidentemente per tutti coloro che hanno partecipato a questo programma, ma per tutti coloro che daranno un voto a noi, è quello di immaginare invece che abbiamo una responsabilità, e la responsabilità, gli impegni forti che dobbiamo assumerci sono innanzitutto, mi avvio alla conclusione, per il mondo dei minori. Il lockdown lo ha manifestato in maniera forte e siamo molto preoccupati per la fascia 0-18, no? Dal punto di vista della natalità, dal punto di vista della scuola, dal punto di vista del benessere. Un esempio per tutti, la grande lotta per i servizi territoriali, neopsichiatria infantile, psicologia, il sostegno alle famiglie nel territorio. E mi avvio alle conclusioni dicendo assolutamente indispensabile per occuparsi delle persone più fragili. Quindi prima le persone, e da qui dobbiamo partire nella nostra campagna elettorale, campanello per campanello, persona per persona, a convincere, non con slogan alla pancia, ma parlando alla testa e al cuore della gente, perché dobbiamo trasformare e convertire a una speranza, perché il Veneto ha solo che grandi potenzialità. Quindi forza Arturo, forza Veneto che vogliamo, perché ce la possiamo fare tutti insieme. Grazie.